Claudio Lipodio e Michele Iacobelli per l'Umanitaria Padana ODV. Ben trovato Claudio. Evviva, buona domenica a tutti. Finalmente sono riuscito a sdoganare questa cosa che cercavo di fare da tempo e Michele ne è una delle vittime, è la seconda vittima della mia follia. Il fatto di poter interagire insieme per spiegare, perché io da solo posso raccontare e annoiarvi per 30 minuti magari, ma quando si chiacchiera come faremo adesso, come facciamo adesso, con fatti o con missioni realizzate o con progetti che si stanno portando avanti e si spiegano in modo molto semplice, senza fare troppi giri, miglior modo di fare comunicazione. Ciao Michele, grazie per aver accettato il mio invito, dai, chiamiamolo invito. Ciao Claudio, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Ciao, so che anche tu sei stato coinvolto nella progettazione e io chiamo progettazione e costruzione, quindi nel mettere insieme tutto quello che serviva per l'ultima missione che abbiamo fatto in Romagna, giusto? Esatto, hai detto bene, l'ultima missione di Umanitaria Padana, la più recente ovviamente. Siamo stati nel quartiere Romiti di Forlì, nella parrocchia di Santa Maria del Voto, e abbiamo portato degli aiuti, approfittando del fatto che si scendeva per fare un sopralluogo. Abbiamo caricato i nostri furgoni, stipato i nostri furgoni all'inverosimile e abbiamo portato i primi aiuti. Questo è stato fatto la prima domenica di giugno. Ecco questo. Ok. Beh, so che poi è stato smontato e rimontato anche il nostro modulo abitativo, che sono la grandezza di 3 container messi insieme per fare un grosso spazio che diventa un po' una sede operativa logistica dei ragazzi. Mi hanno detto che, e tu me lo potrai confermare, che sono ragazzi meravigliosi, c'è un'unione lì, quella parrocchia è qualcosa di pazzesco, è vero? Quando siamo arrivati c'era già tutto il gruppo io penso consiglio pastorale, ma anche tutti i volontari, tutti i parrocchiani, e avevano già organizzato nel loro palazzetto, si parte per lo sport, diciamo, suddividendo bene tutti i viveri, tutti i materiali che erano arrivati, e noi poi abbiamo scaricato quello che avevamo già caricato il sabato precedente, i materiali che abbiamo trovato reperibili, quindi biciclette che ci hanno chiesto proprio loro, hanno chiesto qualcosa di utile. Infatti Umanitaria Padana chiede sempre alle popolazioni che sono colpite dalla calamità di che cosa hanno bisogno, e tra queste prime richieste ci hanno proprio chiesto biciclette, anche arredi per uffici, perché gli artigiani sono stati colpiti e le loro attività sommerse dal fango, frigoriferi, aspirapolveri, addirittura anche le tende da campeggio. Mi parlavi dei giovani, le tende da campeggio e una chitarra, ma per dirti, per venire incontro al gruppo scout della parrocchia di Romiti. Poi chiaramente stivali in gomma, materassi nuovi che ci sono stati donati da un'azienda di Pontida, e abbiamo portato anche quelli perché le prime necessità. Chiaro. Quindi sì. È per spiegare ai nostri ascoltatori che quando noi chiediamo di fare una donazione, sapete che verso la fine della trasmissione vi torturerò con un po' di numeri, quindi preparate, temperate la matita, provate la penna, cercate il foglio, mi raccomando, o accendete il computer, perché è più facile, anche andate sul sito internet umanitariapadana.net, cliccate dove c'è scritto dona e viene fuori tutte le modalità che ci sono per fare una donazione all'associazione. È la cosa più facile e più veloce quella della donazione. Perché? Perché ci permette di poter fare una telefonata, adesso la banalizzo, ci permette di fare una telefonata al gruppo che sta giù, ai coordinatori che ci sono giù, e come stavi perfettamente spiegando tu adesso, si è chiesto, non gli si è detto stiamo arrivando giù con un bilico di materiale per voi, gli si è chiesto cosa vi serve oggi, perché è inutile riempire un magazzino di cose che servono fra un mese. Oggi cosa serve? Poi quello che serve tra un mese ve lo portiamo fra 3 settimane, se siamo bravi a programmare diversi aiuti, che so che l'umanitaria poi fa questo.
o staranno già, io non ci sono in Bulgaria in questo momento, ma sono certo che in associazione si sta già prendendo contatto per il prossimo invio, si sa già quali sono le prossime mosse da fare e quali sono le richieste che arrivano dal territorio, perché è importante ascoltare il territorio, ascoltare l'esigenza e rispondere a quella. Giusto, Michele? Esattamente, proprio questa è la caratteristica che mi fa rendere orgoglioso dell'associazione di cui faccio parte come volontario, proprio questo fatto di essere molto, molto pratica e di aiutare e chiedere quello che serve alla nostra gente, alla gente che andiamo ad aiutare. Certo. Beh, è importante. Poi si è parlato molto appunto delle case, le persone che hanno perso tutti gli arredi del primo piano, del pian terreno. I piani su strada hanno avuto anche, c'è qualcuno che ha avuto anche 2 metri di allagamento, quindi vuol dire buttare via tutto, mobili, tutto quello che c'era all'interno dei mobili, quindi abbigliamento, vestiti, frigoriferi, elettrodomestici, tutto. E quindi arriverà il momento dove si chiederanno donazioni di piccoli elettrodomestici, quindi il frigorifero, il forno a microonde per chi lo usa, chi non lo usa, ma c'è chi ne va matto, piani cottura, cose del genere che possono essere piccole cucine, quelle di una volta, no? Quelle che avevano magari anche dietro la bombola del gas. Quelle possono essere utili perché sono facili da posizionare e da utilizzare, intanto che si ripristinano le varie reti di gas, elettricità, eccetera. Ma arriverà un momento di piccoli gruppi elettrogeni per dare corrente magari a 2 o 3 abitazioni con un gruppetto solo, senza esagerare. Ci sono, appunto, parlavi delle arredi d'ufficio, perché? Perché le attività artigianali vogliono ricominciare il più presto possibile, quindi se diamo la possibilità loro di ripartire, già è una gran cosa. Pazzesco è pensare alle auto. Qui bisognerà fare un ragionamento sul discorso automobilistico, perché bisogna vedere se tutte le auto sono da rottamare completamente o se ci sono meccanici che sono in grado, magari qualche tipo di auto, io penso alle più vecchie, quelle con meno elettronica, di recuperarle. C'è un patrimonio lì che verrà buttato a rottame. Ma hai detto anche tu, hai visto anche tu il mega parcheggio dove stanno depositando tutte le auto? Esatto, no, giusto per dirti questo, Claudio, mi ha colpito molto il parcheggio della fiera di Forlì, tutto cimitero, si può dire, di macchine sommerse dal fango, quindi erano proprio lì tutte ordinate, parcheggiate ordinatamente, ma tutte erano proprio inservibili, per cui la cosa che ci hanno chiesto era, visto che per fortuna, tra virgolette, in piano Forlì hanno appunto chiesto come prima cosa anche delle biciclette per potersi spostare. Questo è quello che abbiamo fatto, abbiamo caricate, e ricordo che c'era sulla chat sarà scritto servono biciclette, ci siamo attivati e ne abbiamo raccolte 7, ma al momento è proprio in pochi giorni, e le abbiamo messe sopra all'interno del furgone, ma sopra tutte le cose stipate all'interno, e siamo riusciti a caricare anche quelle. Queste sono state apprezzate ovviamente perché le hanno chieste loro, chiaramente servono per spostarsi per i primi movimenti, per il momento quando non hanno le macchine, le auto. Sì, perché poi c'è tutta la questione che ci saranno gli acquisti da fare con l'usato inizialmente, quindi ci sarà il momento anche, magari con ACP riusciremo a coordinarci insieme per coinvolgere magari in qualche donazione di auto usate in quella zona, in modo da poter far ricominciare. Come dicevo prima, magari qualche auto è riparabile, è recuperabile, e si vedrà nel mucchio cosa si potrà fare. Bisognerà vedere chi finanzia, chi paga i lavori, c'è da muovere tante cose, perché tutto è fattibile, ma non con le tasche della gente che oggi è lì e dà una mano a tutti, forse anche per non pensare a cosa gli è successo in casa, perché comunque se ognuno facesse solo per sé sarebbe un disastro. Invece lì mi hanno detto che si sono uniti tutti e casa per casa, ditta per ditta hanno ripulito, vero? Mi confermi? Sì, tutta la parrocchia, proprio tutto il quartiere, la parrocchia, perché era coordinata appunto dal parroco e dei suoi aiutanti, era il punto di riferimento ed è il punto di riferimento, e mi ha colpito il fatto che fossero proprio tutti i cittadini all'interno dello stesso quartiere, un quartiere di 5.000 abitanti, che per me equivale al mio paesino,
erano proprio tutti coinvolti con gli adulti che aiutavano, i ragazzi, gli scout, anche come dicevamo, che a loro poi chiesto ci servirebbero poi delle tende, proprio che gli abbiamo portato quelle per continuare a cominciare a riaggregarsi, a cercare di continuare una vita normale, anche nonostante questa. E qui ancora una volta il modulo che 10 anni fa donammo a Cavezzo, mi sembra, che io ho in mente Cavezzo, ma era lì vicino, è tornato utile perché diventa di nuovo il centro delle aggregazioni di quell'area, quindi il poter essere come Umanitaria Padana il cuore vero, come il nostro simbolo, il cuore vero che pulsa in quell'area è qualcosa di magico, no? Qualcosa di miracoloso, anzi, forse meglio. Sono veramente per poter far ricominciare la vita. Ecco, quello che è stato utilizzato fino a 10 anni nell'altra parrocchia, adesso viene spostato da loro e finché poi si ricostruirà. Adesso hanno in mente di costruire il nuovo centro parrocchiale in un punto, ci spiegavano, più sopraelevato, ecco, quindi almeno che non è stato raggiunto durante questa alluvione dalla piena del fiume torrente Montone. Sì, lì poi ci sarebbe io spero che qualcuno prima o poi vada a vedere i tanti perché di leggende ne stanno dicendo tante, ma non riguarda noi il capire di chi è la colpa o chi deve pagare o chi deve essere messo alla gogna per quello che è successo. Ci sono delle responsabilità, andranno a trovarle. Il nostro compito è stato quello che stiamo portando avanti in modo bellissimo, tra l'altro in modo semplice, come è caratteristica nostra, quello proprio di banalmente chiamata nel posto dove sappiamo avere un punto di riferimento, chiacchierata organizzativa, data ora so che avete fatto una levataccia, vi siete ritrovati alle 3 alle 4 del mattino per essere giù alle 8. Quindi... No, viene così. Un po' come quando per la giornata degli alpini, perdonatemi il paragone, facciamo le levatacce, lo facciamo volentieri anche in questo caso, per questa è la nostra associazione, lo facciamo volentieri, poi pensando alle persone. A me è bastato quel grazie che mi ha detto una persona proprio mentre eravamo a pranzo, mi ha detto grazie, mi ha commosso, per cui è stata una cosa molto bella, e ti riparla di tutte quelle piccole partite che fai, vabbè, le 2:30 per essere giù alle 8, però è stata una cosa gratificante, molto gratificante. E hai scoperto anche, cioè hai scoperto, non è vero che l'hai scoperto, ma hai potuto anche tu avere quella sensazione di appagamento che arriva magari da una parola sola, no? Tu lì fai una fatica bestia, ti spacchi insieme a tutti, carichi, scarichi, vai giù, ti alzi presto, vai giù, poi e sei distrutto, poi arriva una persona e ti dice semplicemente grazie per quello che state facendo e pum, e tutto passa, e quello è uno dei più grandi pagamenti che si possono, ormai tutti parlano di soldi, ma hanno perso il valore vero di determinate cose, e il valore vero di quella parola e delle azioni che facciamo è importante. È per quello che è importante darci una mano, giusto Michele, fare in modo che possiamo anche coordinare degli aiuti sul posto, perché adesso quando gli artigiani ripartono avranno bisogno di lavorare, quindi se c'è bisogno di fare un tavolo e 4 sedie, io preferisco magari non spedirle da qua, ma chiamare un falegname che c'è lì e far lavorare lui per far fornire. Cioè io ho ragione in questa maniera, ma anche le associazioni in tante missioni anche all'estero hanno ragionato in questo modo. Quindi è importantissimo darci una mano economicamente, perché vi abbiamo già dimostrato 1000 volte e di più come vengono coordinati i fondi che ci vengono donati. Mi raccomando, quando fate la donazione, scrivete nella donazione, nella motivazione, nella causale, aiuto per alluvioni in Romagna, e allora sappiamo già dove indirizzare questi fondi. Poi Michele, a fine trasmissione, negli ultimi 2 minuti do i numeri importantissimi per il nostro ufficio, anche il numero di telefono dell'ufficio, perché molte volte ci sono persone che vogliono chiedere informazioni, vogliono chiedere come sta andando, cosa possono fare, come possono dare una mano, dove possono portare magari un aiuto, o magari hanno biciclette da donare. Per favore, ecco, anche quando una cosa importante, non è capitato in passato di chiedere elettrodomestici per i terremotati
e c'era chi si è liberato dei rottami. Evitate per favore, quando potete, di darci cose che dovreste portare in discarica, perché noi non è che riusciamo a magari controllare ogni bene che ci viene portato. Se parlo del medicale, abbiamo un'azienda che ci supporta praticamente quasi gratuitamente per rimettere in sesto donazioni per gli ospedali. Ma per quanto riguarda elettrodomestici, per favore fate in modo di farci sapere che il bene che ci state donando magari non è nuovo, ma è funzionante, che si può utilizzare, che si può dare a una... Pensate di dover donare un forno o un piccolo frigorifero a una nonnina di 80 anni e che si ritrova un frigorifero che non funziona perché voi non venivano a ritirarvelo e ce l'avete data a noi. Dateci qualcosa che possiamo veramente donare e che possiamo portare per far alleviare un po' il peso che già subiscono, che hanno tutti i giorni queste famiglie. Penso che sia questo il pensiero, Michele, vero? Esattamente questo, sì. Questo sta poi all'onestà, all'intelligenza, diciamo così, alla sensibilità delle persone che ci aiutano, ovviamente, di non dare cose che non funzionano, chiaramente, altrimenti poi è una perdita di tempo anche per noi. Il tempo è giustamente prezioso per poter caricare, prendere e portare le cose o far arrivare le cose direttamente alla parrocchia di Santa Maria del Voto di Forlì. Dico in questo caso, poi anche in altri casi, ecco, per dire. Un altro aiuto, diciamo, da fare contemporaneamente a eventuali donazioni di materiali che vi dirà poi l'ufficio che voi chiamerete, ecco, chiaramente l'ufficio di Umanitaria Padana, e anche quello di portare non vestiti, perché questo, però magari i vestiti usati, questi ci sono le varie campane in giro sul territorio, magari campane di Umanitaria Padana. Questi vestiti vengono poi trasformati in rocche, quindi questo è tutto un aiuto, perché poi il ricavato va sempre poi a Umanitaria Padana e Umanitaria Padana lo utilizza per poter aiutare le popolazioni colpite, quindi anche questo è un aiuto da dare in contemporanea, non di portare vestiti, ma di conferirli alle campane di raccolta degli indumenti usati. Certo. Qualcuno so che chiede, no, come fare per, magari sta cambiando un arredamento, come fare per donarci dei mobili o così. Lì è un po' complicato perché è capitato nel tempo di trovarci a dover rimontare dei mobili donati e mancavano i pezzi ed è poi un macello. Ed è poi un macello quando gli arredi sono smontati, riuscire a rimetterli insieme. Ovvio che se sono scatole chiuse confezionate dove sappiamo che c'è dentro tutti i pezzi e le istruzioni, questo è un conto. Un armadio per una camera, probabilmente qualcuno ce l'ha bisogno, assolutamente sì, ma diventa complicato. Quindi pensiamo che sia più utile avere magari una convenzione con un grande magazzino del posto che si sta ristrutturando, che sta rimettendo a posto il proprio archivio, il proprio magazzino, e fare magari degli acquisti a basso costo da loro e fornire del mobilio nuovo con i fondi che arrivano dalle campane, appunto, che stavi dicendo tu, ma anche dalle donazioni. Michele, io, che bello, ti ringrazio per aver accettato il mio invito. Come vedi è bello poter trasmettere l'entusiasmo, la passione che hai tu, che hanno tutti i volontari che abbiamo, soprattutto il racconto vero. Il racconto vero è quello che conta di più di un testo scritto, perché stiamo raccontando quello che tu hai visto con i tuoi occhi, quello che hai toccato con le tue mani. Quindi riuscire a trasmettere questo ai nostri ascoltatori penso che sia la migliore comunicazione che possiamo fare. Più di così penso che si possa solo essere sul posto, no? Già. È vero. La vicinanza comunque di tutti è importante, ecco, magari in queste forme che vi ha spiegato Claudio, per cui dalle donazioni di materiale che poi chi vi dirà l'ufficio di Umanitaria Padana, perché in questa situazione magari abbiamo già dato alcune cose, adesso ne servono delle altre, quindi è giusto chiamare, poi dare tutti i numeri Claudio, in modo da sapere cosa poter portare a Umanitaria Padana.
E poi, ecco, oltre a questo anche le donazioni, queste sono molto, molto importanti, perché poi è denaro che viene utilizzato tutto per il progetto di aiuto alla tal popolazione colpita dalla calamità. E quindi questo. Grazie Michele, è stato davvero bello, interessante e come sempre grazie davvero per tutto quello che fai insieme ai nostri pazzi volontari, pazzi positivamente ovviamente, che dedicano una parte della loro vita, come te, come me, come altri, in modo diverso a cambiare qualcosa, a fare qualcosa di buono. Grazie Michele, davvero. Grazie a te Claudio, grazie a Umanitaria Padana e grazie a Radio Libertà che ci sta ospitando. Grazie, ciao. Allora, intanto io come ho detto, vi do gli ultimi minuti per darvi i numeri, abbiamo un paio di minuti, anzi forse uno me ne manca, e vi do i numeri. Come dicevamo prima, come diceva giustamente Michele, è importantissimo chiamare l'ufficio perché il tipo di aiuti che servono cambia. Perché c'è una fase dove servono le pale, c'è una fase dove servono le pompe dell'acqua, c'è una fase dove servono le biciclette e c'è una fase dove serve qualcos'altro. Quindi l'ufficio è sempre in contatto, quindi è sempre in contatto e in linea con i programmi che stiamo portando avanti. Chiamate la mattina 035 78 2022 035 78 2022 e vi sapranno, fate le domande giuste, no? Chiedete informazioni, chiedete come posso dare una mano, io non sono lì, non posso essere lì, non posso venire in magazzino, non posso aiutarvi, non posso venire a Forlì, ma voglio fare la mia parte, come faccio? E loro ve lo spiegheranno, vi daranno tutte le possibilità che ci sono per darci una mano. Ma c'è anche il 5 per 1000, il codice fiscale da far segnare al vostro commercialista, ma non fatelo solo per il vostro 5 per 1000, dite al commercialista: questi signori qui ci stanno aiutando tanto, stanno aiutando i nostri fratelli in difficoltà, fai in modo che tutte le aziende che non sanno cosa fare diano il 5 per 1000 all'Umanitaria Padana. Parlate col vostro commercialista, col vostro fiscalista, di convincere altre aziende a donarci per una volta, provare e poi controllare cosa facciamo. No? Non si sa mai che si aprono nuove aziende che ci aiutano nelle donazioni. Il numero da scrivere è 9404 3800 278. Lo ripeto, 9404 3800 278. Vi do il sito internet www.umanitariapadana.net dove c'è scritto dona. Se cliccate, leggete ovviamente tutto quello che facciamo, è tutto ben documentato. Adesso stanno ampliando il sito, ci sono tante informazioni in più, ma se cliccate il tasto dona non abbiate paura, non è che automaticamente vi prelevano i soldi dal conto, ma lì potete leggere le istruzioni di come sostenere questa meravigliosa associazione. Quindi ci sono varie modalità. C'è il 5 per 1000, ci arriva fra 2 o 3 anni, ma ci permette di programmare, importante, programmare gli aiuti a medio e lungo termine, perché noi abbiamo aiuti che durano anni. Sapendo cosa ci arriva fra 2 anni, sappiamo che possiamo mettere a bilancio preventivo delle opere che che richiedono aiuti ogni anno. Poi c'è la possibilità di fare il bonifico, quindi trovate l'IBAN, molto lungo, ma lo trovate, potete copiarlo tranquillamente, ci sono 2 IBAN per fare la donazione. E poi c'è il bollettino postale, questo ve lo do, perché potete andare in posta, anche penso sulla posta online, e fare una donazione immediata. Quei fondi ci arrivano abbastanza velocemente, un po' come il bonifico bancario. Lì il conto corrente postale, il numero del bollettino postale è 80 17 03 50, quindi 80 17 03 50. L'intestazione è Umanitaria Padana o ODV, o Umanitaria Padana, e nella causale della donazione scrivete il vostro nome e cognome, un vostro riferimento per potervi ringraziare, e soprattutto chi e quale missione volete aiutare di quelle che stiamo portando avanti. Oggi è importantissimo ovviamente aiutare la nostra
la nostra parrocchia di Forlì, che abbiamo deciso di aiutare, ma ci sono tante missioni che stiamo portando avanti nel tempo, che non è che abbandoniamo perché adesso c'è la Romagna, no, siamo multitasking, si dice, e riusciamo a coordinare in modo continuativo tutte le... Claudio, scusa, siamo arrivati ai saluti. Ok, siamo ai saluti, quindi grazie a Michele per essere intervenuto. La prossima volta che cercherò di portare qua a Morino, la prossima volta qualcun altro. Buona domenica a tutti, alla prossima. Avete ascoltato Umanità